Buon pomeriggio amici di Sportisti, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi questa sfida che vede scendere in campo il Sicilia Futsal, squadra di casa, e il Palermo Futsal Club. Parasciglia, però adesso vediamo anche conferma perché non siamo sicuri al 100%, inizia anche la gara dunque con il primo tocco di Capitanevola in Coppa. Bottino, Chinnici apre per Gennaro, e qui spara addosso a Mangogna. Dichiara col tacco Gennaro, può attaccare la porta, Gennaro! E qui se ne punto con Evola tra i pali, Chinnici nicchia, mette dentro Franco! E subito arriva il modo di sbloccare la partita. Nicchia mette dentro, Franco segna. L'asse funziona ancora, 0-1. Va Gennaro! E si sblocca l'esultanza, il cuore verso la telecamera. Dichiara, rischia tanto, Vilcò alla porta, salta l'uomo e poi spedisce in porta, gran gol, bacio verso qualcuno del pubblico e poi fa 1-2 la riaperta, che gol! Lavoro con il fisico, poi sbaglia tutto perché Falco è più bravo, Falco ancora, Falco! La mette sotto l'incrocio e fa 2-2, però Mauro non era sistemato bene. Poi Falco in bucata per Calandrino e fa 3-2 con la punta. Subito ripartire i suoi, Totta è veloce, salta Chinnici e poi ne fa un altro. 4-2. Però non è bastato. Dichiara, mette dentro! Forse una deviazione di Calandrino ed è 4-3. Chinnici apre per Dichiara, Evola, non è un portiere ma respinge benissimo. Franco va sul destro, può calciare, vola ancora, questa volta quasi meglio di un portiere. Viene lì per Dichiara, mette dentro Franco e la palla va in porta, 4-4, la tocca Franco, ma forse la tocca Evola per ultimo però. Poi Chinnici, vediamo, allarga per una pallonata, Totta e fa 5-4. Gol del Sicilia Futsal e qui veramente possiamo dire è chiusa la partita. Pisani guarda la porta, Evola, poi Dichiara, Evola ancora e poi finisce la partita e vince il Sicilia Futsal con il risultato di 5-4 contro il Palermo Futsal Club, che dunque continua questa striscia negativa in trasferta che però deve anche terminare.